Cari amici della Tenda TV, ci troviamo a Bruxelles e siamo qui per raccontarvi la settimana europea delle regioni e delle città. Come vengono rappresentati i nostri territori in Europa? Andiamo a scoprirlo insieme. Ci troviamo davanti al palazzo sede della Commissione europea e siamo qui con Marco Dus. Ben trovato, noi lo conosciamo per il suo ruolo di consigliere comunale a Vittorio Veneto, ma qui in Europa che ruolo ricopre? Buonasera a tutti, innanzitutto grazie Federico per l'invito. Qui in Europa ricopro il ruolo di membro del Comitato Europeo delle Regioni. Che cos'è il Comitato Europeo delle Regioni? Abbiamo detto che siamo qui per raccontarvi la settimana delle regioni e delle città, la settimana europea delle regioni e delle città. Un organo, uno dei tanti organismi dell'Unione Europea è il Comitato delle Regioni. Che cos'è? Sì, effettivamente anch'io alcuni anni fa mi sono posto questa domanda. La domanda era necessario che l'Unione Europea istituisse un nuovo istituto, appunto il Comitato Europeo delle Regioni, per far venire dei rappresentanti locali e regionali a Bruxelles? E la risposta è presto detta. Il 70% della legislazione europea ha delle ricadute dirette sugli enti locali e regionali. Cioè il 70% delle leggi che vengono fatte qui a Bruxelles influisce poi direttamente sullo svolgimento delle attività degli enti locali e regionali, siano essi comuni, regioni o province, negli stati ovviamente dove le province ci sono. Come vengono individuati e poi inviati qui a Bruxelles i rappresentanti territoriali? Sì, i rappresentanti territoriali nel nostro caso, nel caso italiano, sono individuati dalle organizzazioni che racchiudono i comuni, le città e le regioni. Nel mio caso, essendo il comune aderente all'ANCI, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, io sono stato nominato appunto dall'ANCI quale uno dei N rappresentanti dei comuni italiani. Quindi possiamo dire che anche il Veneto e nello specifico Vittorio Veneto ha il suo rappresentante in Europa. Abbiamo detto che il vostro organismo vuole mettere in relazione diretta i territori con l'Unione Europea. Spesso vediamo l'Unione Europea come un ente distante, lontano. Voi nel concreto che cosa fate nel vostro lavoro? Sì, la Commissione europea è obbligata a chiedere un parere consultivo da parte dei comuni, delle regioni e delle città e poi naturalmente a tenerne conto di questo parere. E qui sta un po' il problema, nel senso che noi come rappresentanti degli enti locali redigiamo appunto dei pareri che poi trasmettiamo sia alla Commissione che al Parlamento. E spesso ci lamentiamo anche noi del fatto che la Commissione non tiene in giusta considerazione qual è la voce degli enti locali e regionali. Per questo motivo come gruppo italiano devo dire che facciamo spesso un lavoro di squadra, un lavoro appunto per portare avanti il nostro paese. Al di là delle appartenenze, al di là delle casacche politiche che ognuno di noi indossa nel proprio paese, quando siamo qui a Bruxelles lavoriamo tutti per un solo obiettivo, che è quello di tutelare e valorizzare il nostro paese. Valorizzare il nostro paese non è sempre facile, immagino, perché tutti quanti portano le loro istanze qui in Europa e tutti quanti vorrebbero le risposte migliori dall'Europa. Tante sono le tematiche che affrontate, ma ci entreremo dopo. Dicevamo, è in corso la settimana europea delle città e delle regioni. Ci sono stati diversi incontri, è una settimana, possiamo dire, in cui l'Europa si mette in ascolto delle città e delle regioni. Sì, assolutamente sì, è una settimana che viene organizzata ogni anno, una settimana dove vengono invitati appunto sia i membri del Comitato delle Regioni in rappresentanza degli enti locali, ma anche le regioni stesse si mettono in mostra allestendo appunto degli stand all'interno di un'area attrezzata dove vengono presentate e valorizzate quali sono le tipicità della propria regione. Tipicità naturalmente legate a progetti che hanno sia valori sociali ma anche valori di tipo economico naturalmente.
Ad aprire questa settimana europea c'è stato un incontro anche con Juncker. Anche uno dei rappresentanti della regione del Veneto, Roberto Ciambetti, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, è intervenuto. Noi l'abbiamo incontrato, andiamo a sentire che cosa ci ha detto. Nell'ambito della settimana europea delle città e delle regioni c'è stato un incontro anche con Juncker. Quali sono i temi che sono stati affrontati? Ho posto il problema che le regioni e le autonomie locali devono avere più voce in Europa, non possiamo essere ascoltati solo per consultazioni, dobbiamo poter incidere ed intervenire quando si parla di provvedimenti che hanno ricaduta diretta sulle nostre amministrazioni, ma soprattutto sui cittadini. Noi siamo l'anello più vicino al cittadino e al territorio e forse meglio di altri possiamo portare in Europa quello che serve al territorio. Quindi sono cose che abbiamo detto e ridetto, l'abbiamo spiegato in vari incontri ufficiali, in passaggi anche dietro le quinte, ma è importante che le autonomie locali abbiano più voci in Europa per riavvicinare l'Europa ai cittadini. Molto spesso appunto l'Europa viene vista come un organo distante anche dai problemi concreti. Appunto, se l'Europa, se la Comunità Europea, se la Commissione Europea ascolta le nostre istanze, capisce che noi abbiamo l'antenna sul territorio che comprende immediatamente le esigenze, potrebbe fare provvedimenti più vicini alle esigenze appunto dei cittadini. L'abbiamo fatto ad esempio il 22 di marzo in un incontro con Oettinger e la commissaria Crețu e abbiamo spiegato cosa non andava nell'impostazione del bilancio europeo. Purtroppo l'abbiamo vista pari pari senza tener conto di quello che abbiamo detto noi. Quindi più vicino all'ascolto ai territori, più potere anche decisionale a livello regionale, a livello di aree metropolitane per riuscire, ripeto, a riavvicinare l'Europa ai cittadini. E questo era Roberto Ciambetti ai nostri microfoni. Vi stiamo descrivendo che cos'è il Comitato Europeo delle Regioni. Come si suddivide questo comitato? Ci sono delle commissioni? Sì, giusto Federico, il comitato si riunisce attraverso e lavora attraverso delle commissioni, le commissioni sono 6, un po' come avviene diciamo sia in Parlamento Europeo che il Parlamento Nazionale, ma un po' anche come avviene nel nostro comune. Si lavora all'interno di commissioni dove vengono inizialmente elaborati, redatti e poi in prima istanza votati i pareri che poi successivamente verranno presentati all'Assemblea plenaria. L'Assemblea plenaria è composta da 350 rappresentanti di enti locali e regionali, appunto, e naturalmente rappresentanti di tutti i 28 paesi. Non tutti i 28 paesi hanno lo stesso numero di rappresentanti, in quanto alcuni paesi ovviamente per dimensioni e popolazione hanno maggiori rappresentanti, tra cui noi l'Italia che abbiamo 24 rappresentanti e altri paesi invece più piccoli, tipo Malta, hanno naturalmente meno rappresentanti. Le tematiche affrontate da questo Comitato delle Regioni sono le più svariate, però per esempio in questi giorni in cui siamo stati qui a Bruxelles abbiamo avuto modo di vedere l'inaugurazione di una mostra che c'è stata appunto, che riguarda proprio l'Italia, perché riguarda il terremoto dell'Umbria. Nella sede del Comitato delle Regioni trovano spazio delle gigantografie, delle foto che ricordano la vicinanza dell'Unione Europea, del Comitato delle Regioni al terremoto appunto dell'Umbria che tutti ricordiamo. Questo per dire che quando serve poi l'Europa c'è. Sì, Bruxelles offre delle possibilità straordinarie per le comunità locali, in quanto mette a disposizione appunto sia dei luoghi ma anche e soprattutto delle risorse per far sì che gli enti locali e regionali possano
rappresentarsi anche a livello europeo e far vedere anche a livello europeo, quindi a tutta Europa ma non solo, in tutto il mondo, perché a Bruxelles gravitano fondamentalmente persone da tutto il mondo, cosa avviene nei singoli paesi ma soprattutto nelle singole regioni e nelle singole città. Quella di ieri è stata una mostra molto, molto toccante, in quanto si è ricordato una tragedia che ha colpito il nostro paese, ma anche una mostra che ha dato speranza, in quanto alcune delle immagini riguardavano degli elementi che sono stati costruiti recentemente e che quindi anche appunto un messaggio di speranza, in quanto è stato costruito del nuovo e del nuovo significativo. Ecco, sempre riguardo al rapporto tra le regioni, le città, i territori e l'Europa, sempre su questo argomento abbiamo chiesto una dichiarazione anche a Luca Zaia, il presidente della regione del Veneto. Andiamo a sentirlo. Presidente Zaia, è in corso la settimana europea delle regioni e delle città. Come l'Europa deve essere più vicina agli enti territoriali? Uscendo dai palazzi, avendo dei leader che governino questa Europa e soprattutto dando risposta direttamente ai cittadini. Lo diceva Rousseau nel contratto sociale, i cittadini ti delegano a rappresentarli, se poi non li rappresenti più ti tolgono questa delega. Le elezioni servono anche a questo, quindi vedremo quale sarà la delega che verrà data e a chi verrà data con le prossime elezioni europee. Molto spesso l'Europa viene vista come un organismo distante, troppo distante dal territorio. Come si può fare per sfatare questo mito? Ma non dobbiamo sfattarlo perché è così, è distante dai territori, glielo dice una persona che è stata anche in Consiglio dei Ministri in Europa da ex ministro. Le posso garantire che l'Europa oggi è troppo autoreferenziale, poco vicina ai problemi della gente, perché se capisse i problemi dei cittadini molto probabilmente alcune norme che fa e poi anche propina con molta enfasi si renderebbe conto che queste norme non dovrebbero neanche essere pensate, non solo redatte e deliberate, per cui un'Europa distante dai bisogni del popolo, il popolo la punirà. Entriamo nel contesto del Veneto. La nostra regione che cosa chiede all'Europa? La nostra regione chiede all'Europa di essere ovviamente più in linea con quello che è il contesto delle regioni. Noi pensiamo che l'Europa debba essere un'Europa delle regioni, un'Europa dei territori e soprattutto un'Europa che dia molto più potere, ma non inteso come potere finanziario, diciamo che dia più centralità a tutto quello che sono i cittadini eletti nei territori. Qual è il consiglio che dà ai rappresentanti dei territori del Veneto in questo caso che rappresentano la nostra regione in Europa? La stanno rappresentando bene, nel senso che poi si possono fare molti distinguo, però comunque di Veneto si parla e di istanze ne vengono portate. La verità è che poi vengono poco ascoltate e quindi si porta a casa poco. Finiamola col pensare che l'Europa sia una benefattrice che dà risorse a destra e manca. Quelle risorse vengono direttamente dagli Stati membri e l'Europa poi le rimanda nei territori. Questo è quello che accade, ma a noi un'Europa così non ci interessa. Così ha parlato Luca Zaia ai nostri microfoni, l'abbiamo incontrato, lo ricordo, nell'ambito della settimana europea delle città e delle regioni. Abbiamo sentito uno Zaia critico nei confronti dell'Europa, dice che l'Europa dovrebbe essere più vicina ai territori, più vicina ai cittadini. Sul fatto che l'Europa debba essere più vicina ai territori e ai cittadini credo che siamo tutti d'accordo. Sul fatto anche che l'Europa non sia un ente astratto ma sia formato da 500 milioni di persone, da 28 paesi, da oltre 11.000 comuni che sono formati a loro volta da delle persone che ci vivono, anche su questo dovremmo essere tutti d'accordo, quindi per avvicinare l'Europa probabilmente dobbiamo fare anche noi un passo avanti verso l'Europa. Dicevamo che la vostra realtà, il Comitato delle Regioni, tratta molteplici argomenti. Nella giornata di ieri c'è stata una seduta plenaria che tra l'altro è ancora in corso, in cui anche lei, Dus, ha preso la parola. Intanto lei di che commissione fa parte e di che tematiche si occupa? La mia commissione si chiama ENVE, è una commissione che si occupa fondamentalmente di tematiche legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente in generale. La tematica dei cambiamenti climatici sembra una tematica così
ampia, così poco tangibile, così poco concreta. In realtà è una questione che riguarda tutti noi e di cui noi, ahimè, anche nelle nostre città, anche nel nostro comune, anche a Vittorio Veneto, subiamo le conseguenze. Mi riferisco ad esempio quando ci sono dei forti smottamenti che possono... Delle calamità naturali di qualunque genere che si sono verificate e continuano a verificarsi. Il mio lavoro all'interno del Comitato delle Regioni è stato quello di chiedere fondamentalmente una maggiore attenzione e disponibilità di fondi economici che possono essere gestiti direttamente dai comuni, perché troppo spesso ci sono troppi enti che intervengono tra la Commissione e i comuni stessi e che fanno perdere sia risorse che tempo a chi poi invece deve operare in maniera concreta per risolvere i problemi. Troppi intermediari. Troppi intermediari, assolutamente sì. Riguardo al suo intervento di ieri, lei ha parlato nello specifico di un programma, il programma LIFE, che è un programma che da tanti anni ha luogo anche nei nostri territori. Sì, il programma LIFE è un programma che esiste dal 1992, è un programma che ha realizzato fondamentalmente più di 4.500 progetti in tutta Europa e mobilitato più di 17.000 posti di lavoro. Un programma che solo per l'Italia ha riguardato un impegno di 9 miliardi di euro, il 60% dei quali derivano direttamente da finanziamenti appunto europei. È un programma che i cittadini conoscono e anche vicino a noi e che continua ad essere attualmente utilizzato. Solo in questo momento ci sono in corso oltre 1100 progetti in tutta Europa che riguardano il programma LIFE. Ma per fare un esempio molto... Citiamone qualcuno, un esempio molto concreto vicino a casa nostra, di comuni che conosciamo e che hanno attualizzato e che stanno realizzando il programma LIFE. 4 comuni si sono uniti, Sernaglia, Moriago, Farra e Vidor, per realizzare e mettere in pratica il programma LIFE. In questo caso un programma che riguarda una superficie di oltre 60 ettari che verrà completamente rigenerata. Ecco un classico esempio dove vengono messe importanti risorse sia dal punto di vista economico, ma che poi creano e generano anche posti di lavoro che ci riguarda e che è molto vicino e che possiamo toccare con mano. Quando prima si diceva che l'Europa è troppo distante, che l'Europa non ci ascolta, io credo che questo sia uno dei classici esempi invece in cui l'Europa funziona. Forse per fare funzionare l'Europa, ma anche per recepire ciò che l'Europa ci dice, dobbiamo anche impegnarci un po' di più noi. Ecco appunto, tra qualche mese ci saranno le elezioni europee. Qual è l'auspicio da persona che comunque vive questi palazzi dall'interno? L'auspicio sicuramente è che quel sogno europeo iniziato molti anni fa grazie ad un concreto apporto dell'Italia, perché una cosa che mi piace spesso ricordare è che l'Italia non ha chiesto a nessuno di poter entrare in Europa. L'Italia non è un paese come possono esserlo molti altri che chiedono o hanno chiesto in passato di poter far parte dell'Europa. L'Italia è il paese che ha fondato l'Europa. L'Italia è il paese che ha creduto per primo a questo progetto europeo. E se ora questo progetto europeo da molti viene criticato anche nel nostro paese, io credo che questo progetto europeo però non vada distrutto. Questo progetto europeo può essere riformato e deve essere riformato, ma questo progetto europeo non può essere cestinato o distrutto. Grazie a Marco Dus per questa panoramica che ci ha dato proprio qui dall'Europa, e noi speriamo di aver così reso partecipi anche i nostri cittadini. Come dicevamo prima, l'Europa viene sempre vista come un qualcosa di lontano, di distante. Pensiamo di avervi reso partecipi di questa realtà. Quindi possiamo dire che i nostri territori, i nostri comuni, le nostre regioni sono comunque rappresentate in Europa, giusto? Sì, dai, possiamo dirlo. Possiamo dirlo. Grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Marco Dus, appuntamento alla prossima.